Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a casa tua, la rubrica dell'Ente Regionale Teatrale dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Quest'oggi inauguriamo il mese di marzo con una puntata speciale perché abbiamo un ospite che ci racconterà ben 2 spettacoli che vedremo la prossima settimana nei teatri del circuito. Diamo dunque il benvenuto all'attrice e autrice Antonella Cuesta. Grazie per essere qui con noi ospite al Teatro a casa tua. Beh, grazie a voi assolutamente per questa opportunità, quindi, buongiorno innanzitutto. Infatti questo è un luogo, un piccolo spazio, un piccolo salotto dove presentiamo gli spettacoli che vedremo nei teatri del circuito ed è proprio da qui che, vorrei partire. Giovedì 10 a Lignano vedremo Affari di famiglia e venerdì 11 a San Vito al Tagliamento invece Svergognata. Cosa lega i 2 spettacoli? Te lo dico proprio subito con una parola: relazione. Non solo sono in relazione proprio sul tema della relazione che noi abbiamo con noi stessi e con gli altri. Io ormai da anni, chi conosce il mio lavoro lo sa, nei miei spettacoli tratto questo tema, declinato in diversi modi. Vecchia sarai tu, il tema appunto del tempo che passa, la relazione che abbiamo con questo momento anche della vita. Svergognata è una relazione con lo sguardo altrui, cioè la nostra ansia di cercare lo sguardo e approvazione degli altri, dimenticandoci quello su noi stesse e noi stessi. E infine ovviamente Affari di famiglia, che è proprio l'ultimo degli spettacoli che ho creato, parla di passaggio generazionale. Anche qui si parla di relazioni. In scena una madre e una figlia, infatti è il primo spettacolo che io in realtà realizzo con un'altra attrice in scena, Ilaria Marchianò, una giovane attrice di talento, e parliamo di passaggio generazionale in un'azienda familiare, quindi anche per questo ho voluto una giovane attrice con me, proprio per un passaggio generazionale anche da un punto di vista teatrale. E anche qui parliamo di relazioni, la relazione mancata, diciamo proprio tra il padre di Anna Rita, che è il mio personaggio e che appunto viene a mancare da pochissimo, e la relazione appunto con Anna Rita, tra Anna Rita e Fabrizia, la figlia, e sullo sfondo un'azienda che bisogna prendere in mano e rilanciare in qualche modo. E quanto conta effettivamente avere una relazione vera tra persone della stessa famiglia, e quanto questo può impattare anche da un punto di vista economico su un'azienda familiare. Ecco, questi sono diciamo lo sfondo. Svergognata non tratta ovviamente di aziende familiari, ma tratta proprio più di una relazione di coppia, ma anche una relazione proprio tra noi stessi e gli altri che ci circondano, quindi sempre la famiglia, ma anche le amiche, la società in generale, quindi lo declino, cioè ne parlo in un altro modo, però poi alla fine, diciamo, la relazione con noi stessi, la relazione vera, è fondamentale per costruire poi le relazioni anche con gli altri, relazioni appunto soddisfacenti e non solo, nel caso. È un tema molto interessante che tocca poi tutti da vicino. Parlando di affari di famiglia, hai introdotto la tematica, quella del passaggio generazionale, ma anche del passaggio di consegne all'interno di un'impresa familiare. È un tema molto italiano, se vogliamo, Sì. cioè molto diffuso, che può sembrare molto semplice, ma proprio per questo nasconde delle complessità in cui tanti si possono riconoscere. Come si è sviluppato questo lavoro su Affari di famiglia? Innanzitutto è nato grazie a Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera, ideatrice e direttrice del Festival del Business Familiare, una cara amica, che fu anche alla base dello spettacolo che ha girato comunque nel vostro bellissimo circuito con Giuliana Musso e Marta Cuscunà, Wonder Woman, parliamo ovviamente di almeno 5-6 anni fa. Questa amica mi disse: "Ma perché non fai uno spettacolo sulle aziende familiari?" E ho detto: "Ma che strano tema", appunto anch'io pensavo: "Ma cosa ci sarà mai da raccontare?" In realtà ho scoperto c'è da raccontare moltissimo proprio sul passaggio generazionale, che è un momento delicatissimo nelle aziende. C'è da pensare che solo un 30% delle aziende familiari passa alla seconda generazione, appena il 18% passa alla terza. E io mi sono interrogata su questo, ho detto: "Ma come mai c'è questa difficoltà?"
Se vogliamo vederlo in maniera un pochino più ampia, possiamo anche solo pensare a livello mondiale o a livello, insomma, a qualsiasi livello, ma insomma comunque parliamo appunto a livello mondiale, la difficoltà delle vecchie generazioni a lasciar posto alle nuove, in politica, in economia, in qualunque campo. E a fidarsi anche della visione delle giovani generazioni, dimenticandoci però, e io quindi mi metto dalla parte delle vecchie, dimenticandoci quanto le giovani generazioni possano invece portare in termini di visione sul futuro, di miglioramento, anche di nuovi modi di lavorare, più, ora verrebbe a dire green è un po' inflazionato, però insomma un pochino più utili a tutto il sistema mondo, dal pianeta all'umanità, diritti. E nel piccolo le aziende familiari sono appunto microcosmi che in Italia sono diffusissimi perché il 90% delle imprese ho scoperto in Italia sono imprese familiari, può essere la parrucchiera, il garagista, non c'è solo Barilla, ecco, per fare nomi magari più grossi ai quali noi ci riferiamo. E quindi studiando, intervistando persone che fanno parte della seconda, terza generazione e anche di più, studiando Corbetta, il suo manuale che viene appunto uno dei capisaldi insomma in questa tematica all'Università di Economia e Commercio, per esempio, ecco, io mi sono proprio resa conto di quanto la mancanza di una relazione familiare, una relazione umana, reale tra genitori e figli, poi impatta negativamente all'interno anche, cioè, del sistema aziendale. E non solo nel sistema aziendale per quello che riguarda la famiglia, ma anche per quello che riguarda i dipendenti, perché i dipendenti stessi ho scoperto effettivamente se diciamo governance, cioè se il capostipite, non si intende poi con i familiari vicini per la gestione dell'azienda, poi ovviamente ne soffre l'azienda stessa, ma l'azienda è fatta da dipendenti, da altre famiglie, da persone esterne, no, alla famiglia stessa. E quindi ho inventato questa storia che poi è sempre la somma di tutte le storie che mi vengono raccontate, in cui ci troviamo il giorno del funerale di Fabrizio Junior e la nipote Fabrizia vive all'estero, è una giovane donna che ha studiato, si è laureata a Milano ed è emigrata a Londra dove lavora per una multinazionale farmaceutica e quindi ci troviamo questo giorno del funerale con la madre Anna Rita che succede ovviamente al padre, prende le redini dell'azienda e la figlia. Ovviamente c'è una grande tensione pregressa e vediamo come in realtà questo passaggio generazionale fallimentare tra padre e figlia sarà invece un passaggio generazionale di successo tra madre e figlia per l'azienda stessa. Certo, quindi diciamo lo sguardo e la relazione tra l'una e l'altra a teatro trova una dimensione umana, quindi un lavoro di ricerca che si traduce in una storia e questo è sicuramente molto molto interessante e penso intrigante per chi ci sta ascoltando e verrà a teatro. Appunto, Svergognata, anche questo lo anticipavi, è un monologo, sei da sola sul palco, ma è ugualmente uno spettacolo che tratta un tema di relazione tra Sì. noi e noi stessi e tra noi e lo sguardo degli altri. Di fatto ti vai a interrogare su che cosa significhi svergognata. Sì, esatto, anche per venire un pochino indietro, parli appunto di raccontare una storia a teatro, una storia, comune in cui molti possano riconoscersi, anche se non fanno parte ad esempio di un'azienda familiare, però la relazione tra madre e figlia, tra, padre e figlia, impatta. Anche qui in Svergognata abbiamo una relazione madre-figlia. Io sì, è vero, sono sola sul palco, ma il mio corpo, la mia voce vengono prestate poi non solo alla protagonista Chicca, ma anche al marito Guido, all'estetista brasiliana, alle amiche, alla madre, alla figlia e alla coprotagonista Cristiana. Svergognata il titolo è double face, ovvero può essere letto in due modi, cioè Svergognata è il classico, diciamo come dice, l'etichetta classica che diamo alla persona, alla donna soprattutto, che si deve vergognare per come vive magari il proprio corpo, come lo espone alla società. E cerco le parole per non spoilerare nulla ovviamente dello spettacolo. E
però di contro svergognata, cioè di cosa ci dobbiamo vergognare? Chi dovrebbe davvero vergognarsi? Dal mio punto di vista è l'ipocrisia che la società, come dire, alla quale la società ci cresce, ci introduce, ovvero un mostrare sempre che va tutto bene, che dobbiamo fare in un certo modo perché effettivamente se no la società non ci accoglie o ci giudica molto male. E quindi io per raccontare tutto questo ho preso una storia all'apparenza molto comune, anche banale se vogliamo, no? La classica Shura, 45 anni, che sta per festeggiare i 20 anni di matrimonio e ha riempito perfettamente il carnet di doveri che la società le richiede, quindi è sposata bene, ha 2 figli, anzi uno studia a New York, ha una bellissima casa, ha le amiche, ha la palestra, un marito dirigente d'azienda e quella mattina però il marito dimentica accidentalmente il cellulare di lavoro in bagno e lei scopre, accidentalmente, sempre non va a guardare, proprio è anzi molto ingenua da questo punto di vista, scopre però il messaggio di una svergognata. E quindi qui comincia il suo dramma, perché sembrerebbe assurdo, ma oggi nel 2022 io ne conosco, io ho 52 anni, ma conosco tante donne di 45-50 che non sanno assolutamente cosa sia un hashtag, non sanno assolutamente cosa sia Instagram e possono credere facilmente a quello che i social network veicolano come commenti, eccetera. Quindi se un uomo scrive ti amo sotto la foto di una donna, la compagna di quest'uomo può credere davvero che lui stia cioè che ami questa donna. Per fare un esempio sciocco, ed è uno spettacolo però tra l'altro nato nel cioè fine 2011 ho cominciato a lavorare su Svergognata, è nato nel 2014 in realtà, perché mi ero appena iscritta a Instagram. E quindi avevo notato questo genere di commenti e ho detto ammazza, oh, cioè tu scrivi, ah, fossi con te ti farei, io ti amo, io sposami, io dicevo ammazza, manco sai se questa non so, gli puzza l'alito, è una disgraziata, è una, cioè, voglio dire, una serial killer, non sai niente, però ti sperti. E ho iniziato anche allora a intervistare le persone che in maniera anonima ovviamente contattavo, cioè nel senso le loro interviste sono rimaste in forma anonima, ma chiedevo loro il perché postassero certe foto, che effetto facevano questi commenti, sia a uomini che a donne. Quindi perché, ecco, una cosa importante a cui tengo, Svergognata, per quanto sia declinato al femminile, riguarda anche gli uomini, non ha genere. Ci tengo sempre a specificare che il teatro al femminile non esiste, perché se no dovremmo parlare anche, non so, di teatro al maschile fatto magari, non so, da Cristicchi, Perrotta. No, loro raccontano delle storie nelle quali possiamo riconoscerci anche noi e queste storie che io racconto effettivamente poi anche il pubblico maschile, nel quello che mi scrive o quello che mi dice dopo lo spettacolo, effettivamente si riconosce perché anche loro, come dire, vivono questa costrizione dell'immagine, no, dell'essere, perfetti, vado bene, sono stato bravo, ti piaccio, sono bello, senza mai chiedersi o raramente, o magari sentendosi in colpa nel chiedersi: "Ma a me sta bene questa cosa? Ma io sono contento di fare questa roba? Ma io sono convinto di dover fare o dire, pensare, vestirmi", eccetera, eccetera. Per cui ecco, questo è un po' il quadro di Svergognata. Beh, è interessante perché si collega in realtà a un tema, più che riguarda la tua attività più a 360 gradi, non soltanto quello che riguarda questi spettacoli che vedremo in circuito, perché sei molto attiva sui social e Sì. e con la Su tua Instagram. community esatto, su Instagram condividi un po' del dietro le quinte della tua attività, diciamo, professionale, ma anche un'attività di sensibilizzazione sui temi che per te sono più importanti. Come si coniuga, diciamo, questa attività digitale con lo spettacolo che è dal vivo? Come fai dialogare questi 2 aspetti? Ma in realtà è molto semplice dal mio punto di vista, probabilmente anche per carattere, ma, ehm, il digitale, per esempio Instagram sopra ogni cosa, c'è anche Facebook, per carità, LinkedIn, se vogliamo YouTube, tra l'altro sul canale lo sto un pochino più riesumando perché mi rendo conto, è più semplice per tante persone.
è un linguaggio, è solo un modo, anziché telefonare al vicino di casa, o comprare una pagina su un giornale, lo faccio via Instagram. È più facile, è più semplice. Tutti noi oggi, o quasi tutti, il 90% dei casi abbiamo uno smartphone, e se ci guardiamo intorno negli autobus, in treno, in aereo, alla fermata, cioè vediamo le persone stanno su Instagram fisse. Io ho cominciato, perché avevo voglia anche di raccontare un po' quello che succede dietro lo spettacolo, cioè le persone che vengono a teatro vedono uno spettacolo di 1 ora e mezza, vabbè, che ci vuole. In realtà c'è un lavoro enorme di mesi, di anni dietro uno spettacolo teatrale, e coinvolge tantissime altre persone. Quindi un po' questo, un po' i temi che io veicolo, perché ovviamente uso anche l'ironia in scena, si ride, no, con Svergognata, anche con Affari di famiglia ci sono momenti in cui appunto si ride, mi piace questa cosa di usare la leggerezza, perché innanzitutto solleva il giudizio su noi stessi e sugli altri, e ci permette anche di, come dire, ascoltare, vedere, seguire quei personaggi e poterci identificare, ecco, e provarne anche empatia, essere dalla loro parte. Questo da una parte, dall'altra appunto il fatto, dicevo, dei temi che io veicolo. Io ho un anello qui, forse non si legge, c'è scritto feminist, io sono una femminista intersezionale, può sembrare un parolone, una parolaccia, chissà che, ma anzi no, il femminismo è un movimento che si batte per l'uguaglianza sociale, quindi cioè per i diritti di uomini e donne, di minoranze soprattutto, qualunque esse siano, ecco. E quindi ad esempio il patriarcato di cui si parla, si sente parlare, è un pochino alla base di questa ipocrisia, dell'impedirci di esprimere le emozioni che proviamo, di subire una violenza educativa, ad esempio. Io, infatti, tu citi Instagram, in questi mesi, da ottobre, io porto avanti tra l'altro questa serie di piccolissime puntate, 5, 8, 9 minuti, in cui io leggo brani del libro di Caterina Rucci, Pedagogia Nera, che è un po' alla base, secondo me, di tutti i miei spettacoli. Poi vabbè, mi avete già accolta con Infanzia Felice, che è appunto lo spettacolo che è nato grazie, insomma, al tema della pedagogia nera. Ecco, quindi è un modo il Instagram, se vogliamo, comunque i social network, per sensibilizzare di più le persone al lavoro che io faccio, anche ai temi, e ti devo dire sinceramente che tante persone da Instagram poi mi seguono automaticamente a teatro, cioè i teatri, diciamo, si riempiono anche perché appunto le persone vengono informate da questo social network e si spostano da regioni, ecco, per vedere poi quell'ultimo tassello che è dal vivo. Cioè io te lo posso raccontare online, ma poi lo devi vedere, l'emozione la provi poi veramente a teatro, ecco. Sì, quindi, riconoscono te, le tematiche che affronti, ma anche il tipo di lavoro, e quindi si rendono conto e magari sono incuriositi a saperne di più e a vedere anche come la tua lettura porta questa storia a teatro, tornando appunto a quello che dicevamo su storie in cui tutti possano riconoscersi, Sì. appunto le donne, ma anche gli uomini, e con insomma un approccio che sia inclusivo. E dicevamo appunto vedremo Affari di famiglia a Lignano, Svergognata a San Vito al Tagliamento, ma abbiamo citato diversi spettacoli che sono già stati ospiti del Sì. circuito, da Wonder Woman con Giuliana Musso e Marta Cosconà fino appunto a Infanzia Felice. Domanda di rito di questa nostra rubrica: hai qualche aneddoto, qualche ricordo legato ai teatri del nostro circuito o a delle tournée qui in Friuli Venezia Giulia? Beh, certo. Beh, io sono una persona estremamente godereccia, quindi, vabbè, penso a San Daniele in Friuli, penso a San Vito, tornerò con estrema gioia, in particolare Artegna, dove io ero già stata grazie a Wonder Woman, e ho sperato tanto, tanto, tanto di tornarci, e ci sono tornata per fortuna, dico, nel periodo subito prima del primo lockdown, era gennaio o febbraio del 2020,
E perché Artegna? Perché Artegna hanno questa consuetudine meravigliosa di fare una specie di happening nella sala sopra il teatro, con le persone che fanno parte della compagnia appunto del Teatro di Artegna, e con qualche persona del pubblico, qualche persona appunto del circuito, Paola Compagno per ricordarne una, insomma, che era presente. Ed è un momento conviviale che a me piace moltissimo, perché altri teatri in Italia lo fanno, ma sono molto rari, e l'incontrarsi dopo lo spettacolo, quindi scambiare anche sensazioni, aneddoti riguardo al tema che poi ho appena trattato e raccontato in scena, per me è sempre molto arricchente. Se poi appunto ci mettiamo ora da mangiare e da bere, voglio dire, Friuli Venezia Giulia, ecco, Frico, per dirne uno così, cioè ecco, io già mi preparo la settimana prossima. Esatto, è la Ecco. conclusione perfetta, Sì. condividere delle emozioni sullo spettacolo, insieme e anche magari, mangiando qualcosa. Sì, Benissimo, no, io ti ringrazio moltissimo, grazie appunto Antonella a questa. ma Ricordiamo che grazie a te. il 10 marzo sarà a Lignano Sabbiadoro con Affari di Famiglia e l'11 marzo a San Vito al Tagliamento con Svergognata, e tutti i dettagli, diciamo, sugli spettacoli sono disponibili sul nostro sito ertfvg.it. Quindi grazie Antonella. Ma grazie a te Angela, a prestissimo allora. A presto, e il Teatro a casa tua torna come sempre i giovedì alle 18:30 sulle pagine Facebook e YouTube dell'ERT. Grazie mille a tutti e a tutte e buona serata.